Non è successo nulla a Sciara, c'è stato il pareggio a Favara pure, i punti rimangono 9 per riprendere a mettere un tassello in più al percorso. Amici di Localcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Bagheria Aspra. Atletico Favara, 14ª giornata di prima categoria siciliana, girone B. Vitrano. Il passaggio in mezzo alle linee molto bene con Gio e Barbera che scambiano. Si va dall'altro lato. C'è anche l'arrivo di Palazzo, traversone dentro, basso verso Barbera, più in là poi il sinistro sul fondo. È la prima occasione della partita. Tanto movimento nell'area piccola, il pallone passa con Sferrazza che ha allontanato. Volpe ripropone in mezzo, c'è Amato di testa! Cresciuto nella Favara Academy. Sbaglia però il passaggio, recupera palla a Gio. Il destro da fuori di Gio, oltre la traversa. Volpe. Altro passaggio profondo, Sferrazza un po' fuori dai pali, Vitrano si coordina. Amato. Altro passaggio profondo, Vitrano sul filo del fuorigioco, si sistema il pallone, Vitrano a giro con Sferrazza che si allunga. Pallone in profondità, Barbera si accentra, Barbera calcia sul primo palo, la risposta di Sferrazza. Imesi. In avanti, solita giocata con Vitrano, traversone dentro, la coordinazione super di Gio ed è un super gol dell'Aspra con Roberto Gio in rovesciata, 1-0, così. Pallone per Tomasello, traversone, pallone però su Sferrazza, era troppo diretto verso il portiere. Sferrazza fa una follia, Barbera si prende la scena, anche lui Sferrazza a terra, abbastanza pentito sicuramente. 2-0 Aspra con Barbera, terzo gol nelle ultime 2 partite. Lancio lungo, c'è però la difesa in maglia rossa che fa ripartire il proprio attacco con Vitrano che manda profondo Barbera, Barbera faccia a faccia con Sferrazza, gli calcia addosso verso la porta di Cascione, ci prova Bonafino, sinistro respinto, pallone di Fanara da fuori. Fanara, il colpo che non ti aspetti. Allora Vitrano entra in area, Vitrano il sinistro sul fondo, Volpe, Vitrano, stop, girata, un'altra a destro, super gol di Vitrano, eccolo qui. Non è servito aspettare troppo, 3-0 Aspra con il proprio bomber, 3-0 segnato da Vitrano. Allora il movimento in mezzo a 4 di Bonafino, piazza il sinistro al volo, scende giù ma sul fondo. Che netta ancora a girare dietro, c'è Fanara a destro, ancora Fanara in mezzo, Bamba l'aspettava. Poi l'anticipo e il gol dell'Atletico Favara. Bamba praticamente ha disturbato Cascione, ne ha approfittato Di Caro. Qui c'è il triplice fischio di Asaro, 3-1 per l'Aspra. L'Atletico Favara